Inizialmente qualche difficoltà l'abbiamo incontrata perché ci siamo dovuti adattare ad una musica che richiede grande rigore sia nella composizione che nella realizzazione. Insomma, qui l'improvvisazione non è ammessa, ecco. E poi abbiamo dovuto cercare di rimanere nei nostri canoni abituali, ecco. L'unione fra due realtà così diverse come i Bertas e la Corale Canepa all'inizio poteva sembrare un po' azzardata forse, però ci ha unito un fattore comune che è l'amore e la passione di tutte e due queste realtà per il canto, per l'uso della voce, per l'uso della coralità. Se questo poteva essere normale per una corale, perché è nel loro DNA, diciamo, in realtà per una band come la nostra questo poteva non essere normale. Invece i Bertas da sempre, per fortuna io aggiungerei, hanno sempre avuto questa grande passione per i cori, questa grande passione per l'unione dei cori, la coralità in genere. E quindi è ovvio che poi le due realtà si sono unite in maniera abbastanza naturale, tutto è andato via liscio senza intoppi.